Cara Vicenza, io non t'ho scelto. Sei arrivata tu qua di tua spontanea volontà. Ti sei fatta voler bene subito, conquistandomi col tuo grande senso dell'umorismo. Quando ho deciso di chiamarti Vicenza per l'ormai falso mito dei vicentini mangiagatti, tu non hai proferito parola e l'hai accettato con sportività. Che ridere, solo che io adesso hai un'età e possiamo parlare di certe cose. Tu fra poco diventerai signorina. È un po' imbarazzante per me parlare di certe cose, ma se non lo faccio io, chi lo fa? Non stavo spiando. È successo. Ho visto che c'è un gatto nero che viene spesso a trovarti con intenzioni chiarissime. Prima o poi succederà che vi innamorerete, ma anche senza innamorarvi, succederà che l'istinto prenderà il sopravvento e farete l'amore. Bello, bellissimo. Però non posso negarti che questo comporta delle implicazioni. Tu mi dirai, io ti dirò, Mi fa veramente piacere che tu abbia capito. D'altronde la mia è una scelta eticamente ragionata. Magari però hai qualche domanda e con me ti vergogni, sei un po' inibita. Per questo che ti sto portando da alcune persone molto pulite che ti toglieranno ogni dubbio. Gatti Vagabondi Onlus, un'associazione animalista e culturale che assiste e protegge i gatti randagi o abbandonati. Presidente Paola Censotti, buongiorno. Buongiorno. La lascio sola con Vicenza che ha delle domande per lei. Va bene. Perché sei una gattina che vive in casa. Vivendo al caldo, il calore si protrae. Allora può succedere che diventi anche un po' isterica, perché il fatto di andare sempre in calore, di non accoppiarti, ti rende nervosa. Può succedere che tu abbia un'infezione che si chiama piometra, un'infezione all'utero. Può succedere che magari incontri un maschio che è portatore delle malattie più gravi, cioè la leucemia e l'AIDS felina, che si prendono sia con l'accoppiamento che magari durante il calore, quando si litiga, ci si morde e ci si graffia. Tuo istinto è già stato snaturato. Tu vivi in una casa confortevole, vivi al caldo, hai sempre la ciotola piena. Sei sicura di voler rinunciare a tutti i tuoi comfort? E per quanto riguarda la caccia ai topi, che tanti dicono una volta sterilizzate non vanno più a caccia, non è assolutamente vero, smentisco. Ingrasserai se ti daranno da mangiare di più. Non è assolutamente vero, non ci sono studi che affermano che avere una cucciolata faccia bene alla salute della gattina. Allora è tutto bene? Ti vedo agitato, canale, ma stai tranquillo perché anche Vicenza è tranquilla ed è pronta per il piccolo intervento, perché è un intervento di routine, è in anestesia generale, sono solo 2 punti e vedrai che il giorno dopo starà bene come prima, anzi meglio. Grazie. Figurate. Mentre operano Vicenza, vi spiego cosa sarebbe successo se non avessi fatto questa scelta. Vicenza, senza tante esitazioni, si sarebbe offerta al gatto nero. Solo il primo anno sarebbe diventata mamma di 12 gattini. Tra questi, 9 giovani vicentini in calore, insieme a Vicenza, avrebbero generato il secondo anno 144 gattini. Così, il terzo anno, ci sarebbero stati 1728 gattini in cerca di casa. Chi è che li avrebbe adottati? Già fatto? Se qualcuno dice che avrebbe preso volentieri i gattini di Vicenza, vi ricordo che ci sono tanti cuccioli che cercano solo voi. Come? Che a Vicenza mangiano ancora i gatti? Gli effetti dell'anestesia, straparla.